Le imprese stanno vivendo in questo periodo un problema abbastanza importante che è relativo alla cessione del credito. Cessione del credito che è sempre stato volano per l'edilizia e per il 110 e in genere per i bonus. Succede ultimamente che la capacità da parte degli istituti di credito di ricevere questi crediti e quindi di finanziare le imprese, di monetizzare le imprese, si è bloccato. Questo è ovvio che mette in seria difficoltà tutte quelle imprese, si parla di circa 33.000 imprese a livello nazionale che hanno già eseguito le opere o in parte le hanno eseguite. Imprese che si vedevano nel cassetto fiscale accettata la pratica, ma che non si vedono più da parte degli istituti bancari trasferire questo credito e monetizzarlo. È ovvio che questo mette in grave difficoltà le imprese perché si trovano ad aver eseguito dei lavori senza essere compensati. I committenti che vivono delle situazioni altrettanto difficili perché sono impossibilitati di compensare le opere, pur essendo state eseguite a casa loro per ovvi motivi, perché probabilmente i soldi, se non erano certi di essere stati finanziati, non avrebbero neanche provveduto alle cose. Quindi noi ci troviamo un po' con un cerino in mano. Ci si augura quindi che, al di là del concetto della sopravvivenza di queste imprese, che è sicuramente cosa primaria, il nostro governo dia l'opportunità a questi istituti di crediti di prendere quello che c'è nel cassetto fiscale, di avere l'opportunità eventualmente di portarlo nell'annata successiva. Ecco, un'attenzione che dovrebbe essere particolarmente puntuale, e vorrei anche sottolineare veloce, da parte del governo centrale, perché le nostre aziende non hanno granai pieni di frumento e quindi che non sono piene di soldi per poter far fronte a questa situazione. Mi auguro che questo sia seriamente preso in considerazione anche dal governo, dalla persona anche di Draghi, che sembra non essere particolarmente sostenitrice di questo 110, in un'ottica anche ben più ampia, perché il 110 vuol dire anche performare le nostre case, vuol dire creare meno CO2 in atmosfera, vuol dire consumare meno, e cadrebbe anche a fagiolo con quello che è il concetto del stop gas dalla Russia, no? Di questa necessità che abbiamo di risparmiare. Ecco, quindi sarebbe una situazione che chiuderebbe il cerchio, che potrebbe far sopravvivere le aziende, che potrebbe migliorare lo stato delle nostre case.